Anche oggi abbiamo circa 2100 persone positive nel territorio, buona parte di questi sono studenti. I contagi sono in salita anche nel Veneto orientale e, oltre alla conta dei positivi, colpisce in particolare il dato delle scuole. Nel territorio dell'US4 le vacanze di Natale sono iniziate con 1701 studenti in isolamento, 89 classi. La maggioranza appartiene a scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, composte quindi in maggioranza da alunni sotto i 12 anni, fino a pochi giorni fa esclusi dalla vaccinazione anti-Covid. Aspettiamo di vedere nei giorni successivi se questo picco di contagi si tradurrà in un picco di ricoveri. Speriamo di no, però insomma siamo allerta, abbiamo preparato l'ospedale Covid per accogliere ulteriori pazienti nelle malattie infettive. Oggi davanti al Covid Hospital di Jesolo è fermo un furgoncino. Da troppo tempo per chi lavora qui non esistono sabati o domeniche o festività varie. Un'attività come la lotta alla pandemia non può fermarsi mai. Natale però rimane una ricorrenza speciale ed è per questo che i rappresentanti delle categorie economiche, dalla Confcommercio al Consorzio di Promozione Turistica all'Associazione Albergatori, sono arrivate qui per fare gli auguri. Crediamo che il lavoro svolto in questi anni in qualche modo ci ha anche permesso di affrontare le due stagioni, 2020-2021, riuscendo a garantire quella serenità ai nostri ospiti di poter fare vacanza in una località sicura, e quindi in qualche modo ci sentivamo in dovere di dover riconoscere a queste persone che spesso lavorano dietro le quinte l'importanza del loro lavoro. Fatto salvo che ogni giorno ci si può vaccinare, l'US4 ha previsto 4 Open Day dedicati alla vaccinazione dei giovanissimi, il 26 dicembre e il 2, l'8 e il 9 gennaio, con la partecipazione dei pediatri del territorio nel ruolo di vaccinatori. Oltre 1200 slot vaccinali, per cui c'è posto per tutti, e invitiamo tutti i bambini e i loro genitori a fargli questo regalo di Natale e regalargli un vaccino.